Questa sera chiudiamo con La Frontiera, che è l'ultimo capitolo della trilogia della Frontiera, così almeno è nota a livello critico, ma chiudiamo in bellezza anche perché avremo l'occasione di guardarci in apertura un documentario che forse è più corretto definire ritratto. Il titolo contiene effettivamente questa parola, è un ritratto in immagini della carriera, anche della vita di questo regista, che è ottenuto e fatto tramite una composizione di testimonianze di chi ha da vicino conosciuto e lavorato con Franco Giraldi. È un documentario che crediamo sia giusto recuperare a questo punto, alla fine, come sintesi del percorso compiuto. Successivamente passeremo a La Frontiera ed è il caso di dire due parole su questo film, che è, come dicevo, il capitolo definitivo di questo percorso autoriale interno alla carriera di Giraldi. La prima cosa da notare è che passano 20 anni dall'ultimo film per il cinema di Franco Giraldi. Questo è importante ricordarlo. Nel 1996 Giraldi ha l'occasione di girare questo film e si trova di fronte un panorama cinematografico che inevitabilmente è cambiato dall'ultima volta che ha frequentato produttivamente il mondo del grande schermo. Nel frattempo non era chiaramente stato inattivo, ma aveva lavorato per la televisione. Il cinema però sappiamo benissimo che è un'altra cosa. L'idea è quella di continuare il discorso che prende le sue fondamenta, prende le sue basi dal milieu degli scrittori di confine. Sappiamo che La Rosa Rossa è tratto da 48 Gambini, Un anno di scuola da Gianni Stuparic. Il trio, la trilogia, si chiude con una trasposizione da Franco Vegliani, scrittore triestino, e direi dal suo romanzo più famoso, che è appunto La Frontiera. In realtà Franco Giraldi aveva, prima di darsi anima e corpo a questo film, un altro progetto in mente, che era la trasposizione in immagini di Danubio, di Magris, un progetto che doveva essere fatto tramite la RAI, era lì per partire, Giraldi aveva fatto addirittura dei sopralluoghi, insomma si era in fase di preproduzione, ma poi non si riuscì a portarlo a compimento. Ed ecco allora che Giraldi decide di riversare la sua attenzione sul romanzo di Vegliani e decide di sceneggiarlo di persona. Capisce che non è il caso di affidarlo a nessun altro perché evidentemente solo un uomo di confine come era Giraldi può capire totalmente in profondità una vicenda di confine come quella raccontata dal romanzo di Giraldi. Il film, lo vedrete, comincia in una maniera che è analoga all'inizio della Rosa Rossa e questo dà a tutta la trilogia un andamento quasi ellittico. La Frontiera è proprio la chiusura di un cerchio. Come il conte Paolo arrivava in piroscafo in Istria all'inizio della Rosa Rossa, qui vedrete l'ufficiale Franco che arriva all'isola natale con immagini che in qualche modo si rispondono a distanza. La vicenda è complessa, perché è complessa e stratificata la trama del romanzo. Sono due storie parallele che si alternano. Da una parte c'è Emidio Orlic, che è un giovane ufficiale dell'esercito austro-ungarico, che però è italiano. È un italiano che si trova nella condizione di essere suddito dell'impero asburgico, con l'ulteriore complicazione che si trova a dover combattere per difendere quei territori che vorrebbe però passassero all'Italia. Quindi è la visualizzazione di un dilemma: da che parte stare? Dall'altra parte, nella storia parallela, c'è Franco Velic e siamo avanti nel tempo. La prima vicenda è ambientata nel 1916, quindi in Prima Guerra Mondiale, in piena Prima Guerra Mondiale, la seconda è ambientata nel 1941. Franco Velic è un ufficiale, in questo caso italiano, che è in convalescenza, è stato ferito in Africa settentrionale e ritorna alla sua isola natale, che è la stessa isola che ha dato i natali però a Emidio, il personaggio della vicenda parallela. Siamo nell'estate del 1941 e quella piccola isola dalmata è appena passata all'Italia. Ricorderete che le forze dell'asse a un certo punto occupano quelle zone e quell'isola finisce agli italiani e lui si trova negli scomodi panni di chi conquista, del conquistatore, dell'occupante, e questo innesca un altro dilemma.
Il trait d'union tra questi due personaggi che vivono il tormento della frontiera è rappresentato, è incarnato dal personaggio di Simeone, che è questo vecchio che come una specie di roccia marittima è rimasto immobile nonostante le onde fragorose che gli si scontrano addosso, fatte da guerra, da cambi identitari forzati, da vicende che conosciamo. Simeone è interpretato da un grande attore nato in Friuli che è Omero Antonutti, grande anche doppiatore successivamente, ma lo ricorderete tutti se non altro per il lavoro con i fratelli Taviani. Il film dunque porta dentro di sé tutta la complessità e il tormento dell'esistenza di confine. Ma non è soltanto una questione di contenuti, è anche una questione formale. Il film è un film che può contare su contributi tecnici importanti. La fotografia, per esempio, è di Cristiano Pogani. I cinefili lo ricorderanno, vi risuonerà il cognome, è il figlio del grande Gabor Pogani, e la fotografia alterna bene queste due vicende perché una ha tonalità più cupe, quella ambientata nel 1916, l'altra tonalità più solari. Poi c'è il collaboratore di sempre alle musiche, che è Luis Bacalov, ma come da tradizione giraldiana ci sono interventi numerosi di musica classica, soprattutto quella mitteleuropea che tanto amava il regista. Quindi c'è Mozart, c'è Strauss, c'è Schubert. Il film dunque è ideale per chiudere questo ciclo perché è quello che riflette in maniera più stratificata, come dicevo all'inizio, su temi quali la crisi dell'appartenenza, da intendersi anche in senso identitario e politico. Ripercorre questo orizzonte mutevole, tipico dell'esistenza di frontiera, mette anche a confronto due generazioni diverse che hanno vissuto due conflitti devastanti eppure diversi. Parla di mondi e civiltà a confronto, è un film che ragiona sull'ideologia, su che cos'è la politica, su che cos'è l'autorità, su che cos'è il potere, e quindi direi che è il modo ideale per chiudere questa rassegna che ci ha ricordato che forse Giraldi, ma toglierei il forse, è stato ed è ad oggi il cantore per eccellenza della storia tormentata del confine orientale. Prima di lasciarvi al film, visto che abbiamo l'onore di avere qui Luciano De Giusti, che è l'autore del documentario che ho citato inizialmente e che aprirà le proiezioni di questa sera, mi piacerebbe averlo qui un attimo per qualche parola di introduzione al suo lavoro. Due informazioni utili per il documentario che vedrete, che è del 2014, ma che si basa su una conversazione filmata con Franco Giraldi di 3 anni prima, cioè del 2011, mentre tutte le altre testimonianze che vedrete risalgono all'epoca in cui lavorai per il volume dedicato appunto a Franco Giraldi, e credo che farà un po' impressione perché ad eccezione dei più giovani come Laura Morante, le persone che vedrete sullo schermo non ci sono più, da Tullio Kesic a Callisto Kosulic a Luis Bacalov, appunto Ugo Pirro, Carlo Lizzani, nel frattempo ce le hanno lasciate. Ma per converso, in contrapposizione a questa nota ferale purtroppo, vorrei dire che questo documentario l'ho fatto soprattutto per raccontare ai giovani la figura di Franco Giraldi, perché ai più giovani appunto non è conosciuta, ed è per quello che ha un montaggio anche piuttosto rapido, veloce, e ho cercato di fare un ritratto stando nella mezz'ora di film, insomma. Grazie, buona visione.